Un cordiale saluto amici di Wisport, bentrovati con la terza giornata del campionato di eccellenza per il girone A. Al comunale di Campofranco si gioca a Canicattì Monreale, formazione padrone di casa reduce dal pari a reti bianche contro il Mazzara. È stata sconfitta invece nel turno precedente per il Monreale contro la Don Carlo Misilmeri. Partiamo col film del primo tempo, subito gli ospiti in avanti, incursione mancina da parte di Procida, riesce a trovare il fondo, mette il pallone dentro per Ruggeri, una deviazione della difesa e poi un tocco in area di rigore per il direttore di gara. Non ci sono gli estranei per il calcio di rigore, anzi invita Cadernicchia a proseguire. Dall'altra parte serpentina al settimo di Gueye che va a servire Morana in area di rigore. Morana si sbarazza del diretto avversario e buca il portiere. 1-0 del Canicattì che sblocca dunque il risultato dopo 7 giri di lancette. Al decimo cross dalla sinistra, ancora Cattì pericoloso riconquistando il pallone, calcio di rigore. C'è un impatto in area di rigore tra Iraci e Procida, non ha dubbi il direttore di gara che manda dal dischetto l'ex Giarre. Parte la rincorsa di Benny Iraci, il pallone finisce da una parte, il portiere dall'altra e 2-0 per il Canicattì quando siamo all'11° del primo tempo. Partita in discesa per i biancorossi. Al 16° punizione facilmente parata da Aruscia su Zammiti. Poco dopo però lo stesso Zammiti ci riprova e trova l'angolo giusto per battere il portiere e 2-1 adesso prova a riaprire il match il Monreale con il gol su punizione di Zammiti. 32° si rifà sotto però la formazione padrone di casa con Iraci, il suo cross dalla destra sempre velenoso e tagliato sul secondo palo. L'intervento, la conclusione da parte di Iezzi, ma c'è la gran parata di Ingrassia che dice di no. Al minuto 39 punizione battuta a Previdera, respinta dalla difesa, c'è un batti e ribatti in area di rigore, si salva anche in questo caso il Monreale. Termina il primo tempo al comunale di Campofranco, fin qui 2-1 tra Canicattì e Monreale. Le reti in sequenza di Morana e Iraci, dall'altra parte la firma di Zammiti. Siamo pronti però a raccontarvi del film del secondo tempo, ovviamente a parti invertite sul rettangolo verde del comunale di Campofranco. Nel frattempo è entrato Di Mercurio nel Canicattì, sfiora il gol la formazione padrone di casa col numero 11 Iezzi, il suo destra giro va a sibilare il palo. 56°, ancora una conclusione dalla lunga distanza, proprio il neoentrato Di Mercurio che fa la barba al palo. 61° cross al bacio di Gueye, il colpo di testa di Raimondi insacca il difensore col vizio del gol e cala il tris. 3-1 per il Canicattì sul Monreale, partita che sembra virtualmente chiusa. Continuano però a spingere i biancorossi. Azzara fa tutto da solo, poi mette il pallone dentro per Iraci che in spaccata non riesce a trovare il poker, ma c'è aria di gol ancora una volta al comunale di Campofranco. Palla in profondità di Azzara per Iraci, tutto facile per Gueye che deve solo spingere il pallone in porta. Al minuto 83 attacca solo la squadra padrone di casa con Di Mercurio che tenta la sforbiciata su cross dalla destra, manda però il pallone alto. Cambi ancora per il Canicattì, entrano Biondo e Tripoli per Morana e Iraci quando siamo all'84°, l'ultima chance della partita arriva invece nell'extra time. 91°, punizione di Azzara che sorvola di poco la traversa. Termina il match del comunale di Campofranco, vince il Canicattì per 4-1 sul Monreale. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.